ogni settimana arrivano almeno un 60-70 procedimenti per codice rosso, una quindicina al giorno di media più o meno, e quindi sono moltissimi. A lanciare l'allarme è la sostituta procuratrice di Venezia Valeria Moroni, da anni impegnata sul fronte della violenza di genere. Il quadro che emerge dagli uffici giudiziari veneziani è quello di un fenomeno che non accenna a diminuire e che continua a colpire donne di ogni età ed estrazione sociale. Io penso che sia importante chiedere aiuto se si comprende che c'è qualcosa che non va o che comunque la situazione crea dei problemi. L'importante è rivolgersi a qualcuno, magari anche a un'amica, magari alla scuola nel caso di un bambino, perché spesso poi chi veicola la notizia di reato sono appunto gli insegnanti, perché magari vedono dei segni sul bambino, oppure un'amica che sa che una vicina è stata maltrattata perché sente le urla e la vede con dei segni. Vicende che troppo spesso restano nascoste fino a quando la situazione non precipita. Così anche Gino Cecchettin, a 3 anni dal femminicidio della figlia Giulia, racconta un dolore che resta presente ogni giorno, ma che ha deciso di metterlo al servizio degli altri e che si traduce nel lavoro della Fondazione Giulia Cecchettin, impegnata nella prevenzione della violenza di genere attraverso l'educazione e la sensibilizzazione. L'opera della Fondazione la stiamo portando avanti, sempre nel nome di Giulia, sempre cercando di far capire come quel dolore che è residente in noi possa promuovere qualcosa di positivo, e il confronto che si è acceso oggi con dibattiti costruttivi parlando di violenza di genere lo facciamo per gli altri. Migliaia i ragazzi e le ragazze, specie adolescenti, da lui incontrati finora, a colpirlo le loro domande per costruire relazioni sane e contrastare la cultura del possesso e del controllo, dice. Molto attente alle questioni delle relazioni che hanno tra pari, e in particolar modo le domande dei più giovani che sembrano essere molto profonde. Io ricordo sempre una domanda di una ragazza di terza media che ha detto: l'amore ti fa fare cose strane, e come possiamo noi capire quando quelle cose lì non sono strane, sono lecite, sono giuste? Dobbiamo dare delle risposte a questi ragazzi. Al centro del suo messaggio c'è una parola semplice ma fondamentale: rispetto. Quando allarghiamo il concetto della parola rispetto un po' al genere umano, penso che la risposta sia quasi ovvia.